A pochi chilometri dalla confluenza dell'Arzino con il Tagliamento si trova il paese di Casiacco, dove dal 1946 opera l'industria per la produzione degli strumenti chirurgici e dei ricambi per l'aeronautica. Le nuove aree sportive e ricreative, insieme alle costruzioni moderne, sono le note più evidenti della ristrutturazione edilizia. Un'altra località di grande interesse turistico è la frazione di Anduins, già famosa fin dal passato per le sue acque solforose e magnesiache. Il rilancio turistico della zona fa leva anche sull'adeguato sfruttamento delle opportunità offerte da queste fonti e dalla bellezza dei luoghi in cui esse si trovano. Il riassetto urbanistico e un'accurata ricostruzione hanno dato opportuno risalto ad alcuni angoli caratteristici del paese, preservando l'architettura d'origine come i due parchi che si trovano in via Roma. Nei dintorni, una palestra di roccia attira molti appassionati e principianti delle arrampicate che provengono da ogni parte della regione. La chiesa di San Michele di Vito d'Asio, alta sulla valle, dal 1890 è parrocchia autonoma dell'antica pieve di San Martino. La ricostruzione dei paesi deve molto all'impegno collettivo di questa gente, che vantava una delle più attive società operaie della destra Tagliamento. Lo scorrere dell'Arzino esalta la natura incontaminata, ricca di boschi, patrimonio di questa affascinante valle. Poco discosto da Pielungo, percorrendo una strada immersa nel bosco, si arriva al castello del conte Giacomo Cecconi. Nato a Vito d'Asio, emigrò lavorando per l'impero austro-ungarico in molti paesi d'Europa e in Italia, realizzando imponenti costruzioni stradali, ferroviarie, edile, e costruì per sé il castello che dopo il restauro verrà adibito ad usi turistici. A pochi chilometri da Pielungo si trova la frazione di San Francesco, località dalla vocazione turistica. A guardia del Tagliamento, sulle verdi colline, si erge Pinzano, con il suo antico castello oggi in rovina. Comune disastrato dal terremoto, oggi Pinzano esibisce eleganti strutture, come questa sede della società operaia, ora centro culturale. All'interno, un grande affresco di Vittorio Basaglia decora una parete della sala conferenze, raccontando con forti pennellate la storia di Pinzano, la tragedia del terremoto e il paese che rinasce. Inoltre, l'affresco rappresenta la ripresa economica di questo comune che punta molto sulla valorizzazione dei vecchi vitigni autoctoni, come lo Chaglin, l'Ucelut, il Forghiarin e il Piccolit Neri, tipici anche della zona di Castelnuovo del Friuli. La chiesa parrocchiale di Pinzano, nominata per la prima volta in un documento del 1294, conserva alcuni affreschi del Pordenone della prima metà del XVI secolo. Notevole per la sua intensità la raffigurazione del martirio di San Sebastiano, con San Rocco, Santo Stefano e San Michele, che è il patrono del paese. Sempre del Pordenone è la Madonna col Bambino e i committenti in preghiera ai suoi piedi. Altre notevoli opere artistiche impreziosiscono la parrocchiale, come questo fonte battesimale del XVI secolo.
Palazzo Pinni, con l'arco di accesso al cortile interno e questo piccolo pozzo, sono tocchi accurati di una ricostruzione particolarmente laboriosa e difficile. A Valeriano si trova l'oratorio di Santa Maria dei Battuti, del 1300, il cui portale è del Pilacorte. La facciata è priva dell'imponente San Cristoforo e degli altri affreschi pordenoneschi staccati per restauro. All'interno la raffigurazione della Natività, una fra le opere più belle del Pordenone in Friuli e meta di molti visitatori. Di notevole interesse artistico sono anche gli affreschi sulla volta e alle pareti, che risalgono a più antica origine. La frazione di Manazzons è una piccola borgata arrampicata sui colli, da dove si gode una piacevole vista del panorama. Lungo la pittoresca e verde strada che costeggia il torrente Pontaiba si incontrano le fresche e suggestive cascate delle Butines. Sequals è terra di mosaicisti e scalpellini. Infatti, molte case ed edifici sono arricchiti da pregevoli mosaici ed anche il pavimento del coro della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea è opera del sequalsese Gian Domenico Facchina. La balaustra e il fonte battesimale sono di Giovanni Pilacorte, lapicida lombardo operante in Friuli fra il XV e il XVI secolo. Sequals offre molti esempi di questa tradizionale abilità dei suoi abitanti nell'arte del terrazzo e del mosaico, che emigrando hanno lasciato il segno della loro operosità in tutto il mondo. Palazzo Domini, edificato nel 1750, la cui ala principale ora è sede del municipio. Bell'esempio di ricostruzione che racconta con armonia l'antico e dove vive funzionalmente il moderno. Nell'ingresso dell'edificio il busto di Carnera, il mitico campione del ring degli anni 30, tornato a morire nel suo paese natale. La chiesetta di San Nicolò, dalla curiosa architettura, conserva un bel portale del Pilacorte. Il pavimento e le predelle degli altari sono opera di architetti mosaicisti locali. La chiesa, sorta nel XII secolo, custodisce gli affreschi dello spilimberghese Marco Tiuzzi del 1576 e due belle pale del Narvesa. A L'Estance si trova Villa Savorgnan, ora sede di attività culturali. Edificata nel 1500 e ristrutturata, oggi inserita in un felice riassetto urbanistico. La chiesa di Santa Maria del XII secolo, affrescata da Pomponio Amalteo fra il 1535 e il 1551, con scene dell'Antico e del Nuovo Testamento. La facciata della chiesa di Solimbergo, del XVIII secolo, è stata ornata nel 1911 con gli splendidi mosaici di Andrea Avon. Molto probabilmente Travesio significa intravias e sicuramente è stato al centro di importanti vie di comunicazione con le vicine valli, dove scorre il torrente Cosa.
Sul colle di San Giorgio, in onore dei 50 alpini di Travesio caduti e dispersi in guerra, il gruppo ANA di Travesio ha realizzato una via crucis singolare. Ogni stazione una battaglia e sulla sommità del colle una chiesetta. Nel luogo detto Castello sorge la chiesa di San Pietro, antica pieve matrice. Il fonte battesimale è uno dei più armoniosi fra i tanti eseguiti dal Pilacorte in Friuli. Il coro conserva un importante ciclo di affreschi del Pordenone, eseguiti fra il 1517 e il 1526, presentano San Pietro accolto in cielo in uno scenario di grande intensità drammatica. Anche la porta della sacrestia è attribuita al Pilacorte. Scendendo da Travesio verso Usago, ecco il Punticc, un vecchio ponte in pietra immerso in un rigoglioso paesaggio naturalistico. Ad Usago si trova una delle 6 latterie delle valli della Quinta Comunità Montana, dove si produce il noto formaggio denominato Montasio. Il nome gli viene dal gruppo montuoso in cui si apre l'altopiano con pascoli e malghe. Di recente, il Montasio, opportunamente stagionato, riporta la marchiatura DOC. A Toppo, l'antico castello e il palazzo dei Toppo Wasserman, ultimi signori estinti nel secolo scorso. Ora il palazzo è sede provvisoria della Quinta Comunità Montana. Pur adattate alle esigenze moderne, le case a schiera lungo la via Fornace offrono un bel esempio di restauro conservativo, rispettando l'architettura caratteristica. Il toponimo di Castelnovo è trasparente, però dell'antico castello che ha dato il nome a questa località rimane evidente solo la torre trasformata in campanile. Ma i nomi delle piccole borgate che costellano il territorio del comune sono vivaci spiragli di storia e di ambiente. Paludea, Vigna, Rez, Nanis ed altri ancora. La ricostruzione ha rispettato l'originario assetto urbanistico. Le pietre del castello in rovina sono state usate alla fine dell'Ottocento per costruire la chiesa vicino alla torre. A Oltrerugo, poche case allineate ai piedi dell'altura detta La Monte, sulla quale si trovano i resti murari di antiche fortificazioni. In località Costa, la ristrutturazione di questa splendida casa ad archi sta per essere completata. L'intenzione è di farne un centro culturale. Attualmente, per il rilancio economico della zona, si punta molto sulla bellezza dei luoghi. Sono innumerevoli, infatti, gli angoli paesaggistici che si aprono alla vista di chi percorre gli antichi Trois, i sentieri che collegano una borgata all'altra. Ma un'altra autentica chance che i luoghi offrono all'economia locale sono le viti tipiche di queste zone, preziose per rarità e per la bontà del vino che producono. Si tratta dello Chaglin, del Lucelut, quasi un buon Picolit, del Forghierin e il Picolit Neri.
Castelnuovo ultimamente ha ottenuto una giusta attenzione per le sue iniziative legate al rilancio di una cucina semplice e genuina, a base di prodotti locali quali i formaggi, tipico il formaggio salato, gli insaccati, le erbe, oltre naturalmente al pesce e la selvaggina. Infatti, in molte trattorie e locande si possono gustare queste specialità. Clausetto, luogo chiuso, quindi isolato, sicuro secondo l'etimologia e la storia, ma aperto su un vasto panorama che spazia dalla valle sottostante fino al mare. Paese di muratori e tagliapietra, alcune belle case signorili ne testimoniano l'abilità e danno l'idea di un benessere economico. Fra i clausettani, molti sono stati i preti, i notai, i laureati, gli emigranti diventati famosi. La chiesa di San Martino, sede dell'antica pieve d'Asio, sorta agli inizi del Cinquecento alle falde del Monte Asio, vanta opere fra le quali l'altare maggiore del Pilacorte. È un'imponente scultura originale per stile ed impostazione architettonica, frutto dell'età matura dello scultore. I recenti restauri hanno riportato alla luce questo affresco cinquecentesco raffigurante San Martino. La conca di Pradis accoglie nel suo paesaggio ondulato numerose piccole borgate. Tra queste Zuanes, che offre un interessante campionario di case tipiche della Valcosa. Sono immagini che riportano gli inizi del Novecento, quando queste case ospitavano ancora un cospicuo numero di abitanti. Tascans è un altro esempio della ristrutturazione fedele all'architettura tipica della Valcosa. Borghi ed abitazioni a testimonianza di un'economia dedita all'agricoltura e all'allevamento del bestiame, al lavoro del legno e della pietra. Di più elegante ed antica origine il sito di Bergum. Le grotte di Pradis, di formazione carsica, sono attrezzate per accogliere la visita di molti turisti. Sono motivo di interesse anche per il rinvenimento di reperti archeologici di origine preistorica. Nella Valcosa, e in particolare nel comune di Clausetto, è presente l'artigianato per la lavorazione del legno, dove vengono realizzati con diversi legni souvenir di vario tipo. Altro tipico prodotto dell'artigianato locale sono le pentole da focolare un tempo usate, chiamate bronzini. A 700 metri sul livello del mare si trova la latteria di Pradis di Sopra, dove si produce il formaggio di montagna e il rinomato Montasio. I Tramontini Populi, nominati in antiche carte geografiche, erano probabilmente i successori di genti sospinte dagli invasori appunto tra i monti della Val Meduna. Palazzo Zatti, del XII secolo, è testimonianza del dominio veneziano e del relativo benessere che il paese godeva in quegli anni. Tramonti di Sopra annovera fra i suoi numerosi emigranti personaggi di grande ingegno,
come gli impresari edili Dante e Domenico Facchin, che si distinsero per le grandi opere lasciate in Europa e oltreoceano, o come il dottor Eugenio Zatti, generoso medico di questi paesi. La chiesa parrocchiale, sovrastante la valle, è dedicata a San Floriano. Di notevole interesse architettonico e storico è la borgata di Pradis. Nei tempi passati, le tipologie abitative di questi luoghi corrispondevano a precise esigenze di vita e di ambiente. Alcune borgate sono rimaste quasi intatte nelle loro caratteristiche, ma i tradizionali mestieri che si svolgevano in questa valle sono scomparsi. Tipici della Val Tramontina erano infatti gli stagnini, che si spingevano fino alle province del nord Italia, i segantini, i gears, gli intrecciatori di cesti. Altro interessante esempio di architettura spontanea che si trova nel territorio di Tramonti di Sopra è la suggestiva borgata di Cletz. Piacevole per la sua posizione, raccolta tra i monti, è la deliziosa borgata di Val. Tra le coltivazioni dei suoi orti e immersa nel verde, la borgata di Inglagna. Fra gli anni 50 e 70 sono stati realizzati per la produzione di energia elettrica i bacini lacustri di Redona con lo sbarramento del Meduna, del Selva con lo sbarramento del Silisia, del Ciul con lo sbarramento dell'Alto Meduna. Questi laghi, nella stagione estiva, offrono occasioni di richiamo turistico per le escursioni e il loro aspetto paesaggistico. Tramonti di Sotto, o Ville di Sot, è ricordata come sede della pieve di Santa Maria Maggiore nella bolla di Papa Urbano III del 1186. Il comune di Tramonti di Sotto comprende le frazioni di Tramonti di Mezzo, Faidona, Tamarat, Muinta e Trides. Alcune coraggiose iniziative di promozione turistica hanno valorizzato le bellezze paesaggistiche con una ricostruzione pressoché completa delle case, dando respiro all'economia locale. Infatti, i beni ambientali di via Manzoni e via Cavour, del capoluogo, sono un chiaro esempio di volontà di conservare il proprio patrimonio architettonico e culturale. Tramonti di Mezzo, o Ville di Miech, pare sia il più antico dei tre tramonti. Interessanti ritrovamenti archeologici del secolo scorso confermerebbero questa ipotesi. È anche il paese che vantava prima del terremoto gli esempi più numerosi e tipici di architettura spontanea, contraddistinta da somiglianze e adattamenti della tipologia della casa carnica. L'azione di recupero e di restauro della Sovrintendenza ai beni ambientali ha potuto ripristinare questo importante patrimonio culturale. Dove la valle del Chierzo si allarga, sorge la borgata di Campone. Un vecchio mulino ad acqua e alcuni edifici tipici
sono stati restaurati come beni ambientali. Sulle rive del lago si affacciano le frazioni di Faidona, Muinta e Pecol di Selva, che conservano intatto il loro fascino tradizionale. In località Sottoriva, lungo il Meduna, è stato realizzato dal comune nel 1979 questo campeggio ed è stata attrezzata per picnic un'ampia zona boscosa. È l'unico campeggio in provincia di Pordenone, con una potenzialità di 600 posti. In località Matan sorge il centro sociale scolastico, donato dalla Croce Rossa austriaca ai 2 comuni di Tramonti. Vi sorgono le scuole elementari e materne, un campo di calcio, una pista di atletica e un campo da tennis. Meduno si trova allo sbocco della Val Tramontina, sulla sinistra orografica del torrente Meduna. È un paese dalle lontane ed incerte origini storiche. A testimonianza di tali origini, un monolito di 30 quintali rozzamente scolpito, la Piera dell'Aga. Era certamente un'area sacrificale dedicata all'adorazione di un culto idolatrico, con le sue 4 coppelle simboli del creato: terra, acqua, aria e fuoco. Resta ancora certamente oggetto meritevole di più approfonditi studi. Questo è il Palazzo dei Colossis, successori dei signori di Meduno. La bella costruzione, ristrutturata nel Settecento, è stata dipinta e decorata nel secolo scorso. Fino al 1976 era adibita a sede della scuola media. Il palazzo conserva ancora alcune caratteristiche architettoniche del XV e XVI secolo. Il presente dà spazio allo sport e alle sue aree attrezzate, ma non ignora il passato. E la storia recente di Meduno parla anche di spicepieris, tagliapietra, successori di quei lapicidi che operarono accanto ai maestri lombardi e caronesi nel corso del 1500. Nella chiesa, riaperta recentemente al culto dopo un laborioso restauro, si può ammirare un fonte battesimale che riporta allo stile del corte. Un'altra opera di grande interesse artistico è la celebre pala del pittore veneziano Giovanni Battista Piazzetta. Appena riportato all'originaria bellezza, è quest'organo di cui non si conosce la data di costruzione. Lo scorrere del torrente Meduna crea insenature e angoli selvaggi che vivacizzano il patrimonio naturalistico del territorio. Navarons è entrato nelle pagine della storia risorgimentale per un'insurrezione che coinvolse una cinquantina di persone, avvenuta nel 1864 ad opera del dottor Andreuzzi Antonio, originario di Navarons. Un museo ricorda la sfortunata impresa e i moti risorgimentali. L'eleganza di questa bella casa in pietra è la testimonianza di una viva tradizione culturale che si rinnova nel tempo.